Così giunti all'apoteosi finale lungo i 113 km da San Pellegrino a Milano. Tutti gli sportivi italiani, commossi dall'impresa eroica compiuta dai Girini, si sono dati convegno sulle strade di Lombardia per far loro comprendere come siano state apprezzate le prove di stoicismo di quanti hanno saputo resistere alla furia scatenata degli elementi. L'edizione 1956 della massima prova italiana ha trovato in Charlie Gaulle il suo dominatore e in Fiorenzo Magni l'uomo che ha cercato sino all'ultimo di impedire il nuovo successo di uno straniero, insegnando ancora una volta ai giovani come sappia combattere e soffrire in silenzio un campione di razza. L'Arco della Pace, che il 19 maggio aveva porto il suo saluto alla carovana, l'accoglie ora altrettanto calorosamente. Sulla pista dell'arena napoleonica, granita sino all'inverosimile, sbuca per primo Donato Piazza, che è fuggito sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. L'urlo fragoroso della folla che accoglie l'ingresso del gruppo va simbolicamente anche a coloro che sono stati schiantati dalla fatica e non hanno potuto giungere alla meta. Un gregario di Magni aveva vinto la prima tappa, un altro scudiero di Capitan Fiorenzo si aggiudica l'ultima e conclude degnamente una delle più movimentate edizioni che la storia del ciclismo ricordi. Sul traguardo di Milano c'è il padre di Piazza e il suo abbraccio è il premio migliore per il simpatico Donatone. Poi, cavallerescamente, la folla è tutta per Gaulle, per questo biondo ragazzo di 23 anni dal volto di fanciullo che ha nobilitato la grande corsa con la sua impresa. E per l'indomabile Fiorenzo Magni che lo ha contrastato sino all'ultimo. Un anziano e un giovane, la continuità è assicurata. L'avvenire del Giro d'Italia risplende dunque più luminoso che mai.